Come faccio a farli smettere? Lo sa anche lei che si divertono a trattarmi come una specie di appestata. E fino a ora questa cosa me la sono lasciata anche scivolare sopra, cioè un po' c'ero abituata, non così tanto, ma c'ero abituata. Però ci sono delle volte che proprio non capisco come facciano a provarci gusto a fare così. E non solo con me. Lo vedo che non sono proprio l'unica, che se la prendono con quelle grasse, coi secchioni, con quelli un po' strani. E ci sono giorni come oggi che io mi chiedo solo come faccio a farli smettere. Ho una brutta notizia. Quelli di cui parla lei non la smetteranno mai. Se anche la smettessero con lei, di sicuro si dedicherebbero a qualcun altro, perché è di questo che hanno bisogno per restare a galla, buttare gli altri sotto. Però, se vuole che almeno la smettano con lei, ha solo due strade. La prima è diventare come loro, mischiarsi a loro, fare quello che fanno loro, così che non la possono più avvertire come un essere estraneo. Ma se la conosco almeno un po', so che questa strada lei non la percorrerà mai. E l'altra strada, allora? L'altra strada è un po' più difficile e richiede impegno e voglia di mettersi in gioco, di rischiare. Se non può essere come loro, cerchi di essere meglio di loro. Se loro cercano sempre di buttarla giù per starsene a galla, lei faccia in modo di salire così in alto che non possano raggiungerla. Durante il tragitto raddoppieranno gli sforzi, saranno sempre più pesanti, ma quando sarà lassù vedrà che piano piano saranno costretti a lasciarla stare. Scelga qualcosa in cui mettersi in gioco, in cui dimostrare a tutti il suo valore e poi la faccia, si butti. Li faccia stare zitti col naso all'insù a vederla diventare qualcosa che loro non saranno mai.